La relazione del medico legale Cristina Mazzaroli, che ha ispezionato esternamente il cadavere di Lorenzo Nardelli, dipinge il quadro di un massacro ad opera dei cugini di origine moldava Radu e Marin Rusu, 32 e 35 anni, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nell'ascensore teatro del massacro, risultato zeppo di sangue, specie nella parte alta dell'abitacolo, è avvenuto nel condominio al civico 9 di via Rampa Cavalcavia a Mestre. Stando alla contemporanea ricostruzione investigativa, sarebbe stato Radu a sbattere ripetutamente la testa di Nardelli contro lo spigolo dello stipite dell'ascensore, procurandogli la frattura della parte anteriore destra del cranio, la rottura dei denti e la fuoriuscita di sangue da bocca, naso e orecchie. Di più, il dettaglio importante emerso dall'autopsia, che parla di morte sopraggiunta per politrauma cranico e toracico, sono le lesioni da trattenimento riscontrate sulle sue braccia. Significa potrebbe essere stato bloccato da uno dei due indagati, appunto, e picchiato selvaggiamente fino alla morte dall'altro. L'evento si è consumato in pochi minuti, si tratta di 15-20 minuti complessivamente, perché le telecamere hanno ripreso Nardelli che arrivava lì alle 11:05 e alle 11:22, 11:23 erano già in ascensore, già è stata chiamata, erano arrivate le forze dell'ordine più o meno. Ad arresto convalidati per entrambi i cugini il GIP del Tribunale di Venezia, Alberto Scaramuzza, nella decina di pagine di ordinanza ha richiesto particolari chiarimenti sul contraddittorio fornito dai due cugini rispetto alle testimonianze di quanto hanno visto e sentito i condomini. Tipo la porta se fosse aperta o chiusa, se fossero sicuri di aver chiuso la porta dopo essere andati a portare giù l'immondizia, se quando sono entrati all'interno dell'ascensore se è entrato prima il Nardelli e poi il Radu, oppure se sono entrati Radu e Nardelli insieme, perché questo sarebbe in qualche modo contraddetto da quello che ha visto dallo spioncino di casa alla dirimpettaia. Tra le ipotesi degli inquirenti anche il fatto che Nardelli possa essere stato attirato in una trappola tessuta nella rete dei due cugini. I suoi assistiti continuano a sostenere quindi la tesi del tentato furto in casa. Furto non sappiamo, quel soggetto era in casa senza motivo, ovviamente senza il loro consenso, senza essere stato invitato.